Stefano, ti ringrazio. Già ci pensavamo prima. Lei è favorevole, come il consigliere comunale di Portogallo Riccardo Rodriguez del PDL, alle installazioni di distributori preservativi nelle scuole superiori delle nostre città, come è recentemente accaduto a San Donà di Piave? Giovanni dice figuriamoci moralista se è favorevole. Maria Stella, non c'è intervento straordinario che possa seppellire alla mancanza di interventi ordinari. A lei, prego. Sì, allora io non commento il commento della Frezzani, dico soltanto che se si distribuiscono i preservativi nelle scuole si capisce cosa si fa nelle scuole. Perché di solito il preservativo non serve per studiare, no? O lo metti sul vocabolario di greco, lo si mette su un'altra parte, no? Nei bagni. Nei bagni, lo mette lei. Cioè, perché nei bagni si fa questo, cioè i bagni e le scuole non servono per evacuare certi bisogni impellenti, ma per fare altre robe. Essendo d'accordo con lei, facciamo che io sono d'accordo con lei. Devo preoccuparmi, vero? Perché... No, andiamo avanti, sì. Facendo che io sia d'accordo con lei, c'è un problema di malattie sessualmente trasmissibili e c'è un problema non grave come in Inghilterra, dove è molto peggio che da noi, di gravidanze indesiderate in età molto piccole delle future mamme. Non è meglio vendere un preservativo che trasmette l'AIDS o avere un bambino non voluto a 15 anni magari, posto che tutto il resto che le può dire ma sarebbe meglio che... Va benissimo, ma se non si può fare che sarebbe meglio che, e tanto due lo fanno lo stesso, non è meglio che usino un preservativo che possono comprare in un ambiente non imbarazzante come una farmacia, piuttosto che, ripeto, trasmettere una malattia venerea o avere un figlio che non è per nulla voluto? Allora, andiamo in ordine di ragionevolezza. Abbiamo capito che nelle scuole... Io sono in ordine di irragionevolezza. No, abbiamo capito che nelle scuole, persino Fioravanzi è d'accordo che di solito nelle scuole... Ci mancherebbe altro. Io sono per la chiusura della pubblica istruzione perché sarebbe meglio quella privata. Scusi? Sì, è un altro discorso. Però diciamo, nelle scuole si dovrebbe studiare... Diciamo, chiudiamo le scuole, è fantastico. Sì, le scuole si possono fare, ma non quelle pubbliche dove lo Stato ti irreggimenta la povera gioventù facendoli studiare 4 scemenze che non imparano neanche niente e poi vengono fuori somari come sono. Ma comunque, al di là di questo aspetto, nelle scuole in tesi, in astratto, si dovrebbe studiare e non fare quelle cose lì. No? A scuola ci mancherebbe altro. Persino, è talmente evidente, talmente ragionevole che persino Fioravanzi è d'accordo. Sulla questione seconda dice ma il preservativo preserva dall'AIDS, balla, perché purtroppo si vede ancora una volta come Fioravanzi beve la propaganda, perché nel preservativo sono presenti dei tubolari, si chiamano, no? Che sono 50 volte più grandi del virus dell'AIDS, per cui è una sciocchezza solenne questa cosa qua. Lei non se l'è mai accorto, non lo sapeva questa cosa. Fa male il preservativo? No, il preservativo è inutile da questo punto di vista, perché ci sono appunto passano dentro. Passano esattamente 50 volte di più. Non so, lei faccia il calcolo, 50 volte più grande di lei ci passa bene, no? Sì. Punto terzo, sulla questione delle ragazzine e le gravidanze indesiderate, ma la cosa logica non è dire ti do il preservativo, la cosa logica è non fare certe cose, perché non è normale che la ragazzina a 14 anni abbia delle relazioni sessuali, come non è normale anche prima del matrimonio in generale, figuriamoci a 14 anni. Questo è quello che le divide le persone, no l'uso del preservativo. Ma siccome non siamo nella ragionevolezza,